Mattarella firma la legge sulla legittima difesa e scrive ai presidenti delle Camere e a Conte: tra i richiami il grave turbamento dell'aggredito sia vagliato in modo obiettivo. Ancora tensioni nella maggioranza. Sul caso Siri Di Maio insiste: faccia un passo indietro. Salvini smorza le polemiche: siamo qui per lavorare. Le opposizioni, governo diviso su tutto. Missione in Cina del Premier Conte, occasione, afferma, per riprendere il dialogo avviato a Roma con Xi Jinping sulla Via della Seta. Ci aspettiamo più investimenti cinesi in Italia. Forse un cortocircuito la causa del rogo in una baraccopoli in provincia di Foggia, nel quale è morto carbonizzato un giovane del Gambia. Da tempo erano in corso i lavori di bonifica. Arrestato a Napoli il figlio della vedova del boss che ha sposato un cantante neomelodico. Nozze sfarzose accompagnate da polemiche. Ha strappato a morsi l'orecchio al rivale in amore. Torna il maltempo al centro-nord, allerta gialla in 6 regioni, ultimi fiocchi di neve sulle Alpi, anche a bassa quota. Temperature in calo, tregua dal fine settimana. Chiude stasera a Firenze il fortunatissimo tour Al centro di Claudio Baglioni, 50 anni di musica in uno show da tutto esaurito in Italia e all'estero, e al TG2 Baglioni dice: questi anni meravigliosi sono trascorsi come in un respiro. Buongiorno dal TG2. Il presidente Mattarella ha promulgato la legge sulla legittima difesa e contestualmente ha scritto una lettera ai presidenti delle Camere, Casellati e Fico, e al Premier Conte, ponendo alcuni rilievi al testo. Le nuove norme, sottolinea il Presidente della Repubblica, non devono attenuare il ruolo dello Stato. Vediamo allora con